Buon pomeriggio e buona domenica amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la 12ª giornata di campionato che vede affrontarsi Iato e Città di Marsala. Il proprio compagno Pellegrino, buona qui la sua giocata, Pellegrino ancora con la punta e Pellegrino sembrerebbe essere veramente in partita, può parecchiare, poi cerca addirittura un passaggio in mezzo, capisce tutto in anticipo Pellegrino che viene avanti con le esterne, pallone che passa, poi tocco morbido e palla che termina fuori, ma azione incredibile Città di Marsala che va vicina più che mai all'altezza del deltoide per essere più precisi, anche un termine anatomico. Intanto conclusione di De Marco, la palla passa ed è vantaggio Città di Marsala, risultato di 0-1, vantaggio su punizione De Marco dopo 5 minuti. Poi De Marco quasi la svirgola, ma c'era Restivo pronto a intervenire, poi lotta Palazzotto, adesso alza il ritmo, Presti gioca con la faccia e poi Restivo ancora e la palla non arriva in porta. Con la suola nasconde il pallone, lo fronteggia Scariolo, riesce anche a riconquistare palla, Scariolo va in avanti, Scariolo con la punta, la tocca quel poco che basta, non esulta nemmeno, è 0-2 il risultato per Di Chizzi immobile e adesso è veramente più in salita che mai per lo Iato, che però non ne deve mollare, manca ancora tanto. Cottone esce molto bene, Cottone, palla per Presti, Giacomo e poi la parata perfetta da parte di Scarpitta. Uno come Palazzotto solitamente lì la porta, la prende. Pellegrino, palla in verticale per Emiliano, ancora per Di Chizzi, per Emiliano ancora e sempre per Di Chizzi. Molto rapido, apre per Lamia, poi cerca una ruletta ma sbaglia, poi Pellegrino, è più veloce Pellegrino con il tocco morbido e 0-3, incredibile qui al campo del 3M ed è 0-3 risultato con il Città di Marsala che si porta sopra di 3 gol, questa volta il gol è tutto suo, Pellegrino. Palazzotto, Comito, palla di ritorno ancora, Palazzotto e poi la respinta sulla linea da parte di Milazzo, era un gol già fatto. Ritorno per Palazzotto, si gira bene, adesso cerca uno spiraglio sulla posizione di Cottone, va verso l'interno, poi Mancino! Ecco come si presenta Palazzotto, lo fa con il gol e che gol, 1-3, gara riaperta. Con tra i pali Scarpitta, Ricotta, buona giocata sul destro, può calciare, deviazione, la tocca Pellegrino e non può nulla Scarpitta, 2-3 risultato, l'hanno riaperta adesso i ragazzi dello Iato. Poi Cottone, intervento perfetto, un 3 contro 1, Cottone, la palla di Scarpitta e qui se avesse servito Ricotta a secondo palo probabilmente avrebbe trovato anche il gol. Sarà corner con Cottone, uno schema, Restivo! Che cosa ha fatto Restivo? Cosa ha fatto Restivo? 3-3, aggancio perfetto e poi Mancino in buca d'angolo, pareggio dello Iato. Cottone sbaglia tutto, Pellegrino anticipa, allarga il gioco, poi secondo palo, Scariolo! E per Di Chizzi, miracolo assoluto, mette ancora in corner. Milazzo vuole il compagno, poi conclusione di Scariolo improvvisa, De Marco poi sbaglia tutto, regala Cottone, poi Presti Giacomo fa il gol delle 4-3, palla perfetta di Cottone che ha intercettato e adesso 4-3, rimonta completata. Alza la sfera, sbaglia tutto, poi Pellegrino, buon lavoro, Piacentino avanza, cerca in mezzo e trova il tap-in di Scariolo, 4-4, non molla mai Città di Marsala e trova il pareggio. Cottone intercetta l'ennesimo pallone della partita, ancora Cottone, fa sul sinistro, poi allarga il tunnel, intravaglia e poi calcio di rigore. Il numero 10, Giuseppe Alamia. Va Alamia, la parata di Scarpitta, Restivo, Alamia nasconde la palla ancora, Alamia, magia e poi ancora una volta, Cottone, 5-4 il risultato, magia assoluta di Alamia qui. Pellegrino, palla di ritorno, Scariolo il primo, voleva il primo palo, trova però per Di Chizzi, chi dice ai compagni le marcature corrette
Destro Cottone però, poi Falco ancora una volta a cercare il tiro. Presti Giacomo alla meglio, Presti Giacomo e poi Scarpitta super Restivo 6-4 e chi se non lui, chi se non Restivo, doppietta personale e 6-4 il risultato a un minuto e mezzo alla fine. Pellegrino, De Marco e poi va bene così, vince lo Iato, 6-4 il risultato.